Un contratto fermo da 14 anni e tagli continui che ormai hanno ridotto all'osso anche i margini per la sanità privata. I lavoratori del settore, circa 100.000 in Veneto, hanno però deciso di far sentire la loro voce con un presidio di fronte alla sede veneta dell'AIO per l'Associazione dell'Ospedalità Privata, stanchi di una situazione che tra rimpalli e silenzi non si riesce a sbloccare. A giugno era stata firmata una preintesa che prevedeva un aumento di 150 euro al mese, ma poi tutto si è nuovamente bloccato. Stamattina siamo qui per protestare con i lavoratori della sanità privata di questa regione che ha dato un contributo anche in questa fase emergenziale e che si trova nella situazione di essere senza contratto da 14 anni. Abbiamo sottoscritto una preintesa il 10 di giugno, dovevamo fare la firma definitiva entro il 30 di luglio, le associazioni di rappresentanza datoriale non ci stanno convocando per la sottoscrizione definitiva. È una situazione veramente paradossale e vergognosa che dopo 14 anni i lavoratori siano in balia di una decisione che non sta arrivando. Questo crea una disparità di trattamento nei confronti dei colleghi della sanità pubblica e comporta anche una migrazione dei lavoratori dalla sanità privata verso la sanità pubblica. Ultimamente sono stati fatti i concorsi e parecchi lavoratori della sanità privata hanno fatto il concorso e hanno vinto il concorso e sono entrati in sanità pubblica. Questo comporta un carico ulteriore di lavoro dei dipendenti che rimangono, tenendo conto anche che oggi si fa molta fatica a reperire personale qualificato sul mercato del lavoro. C'è un rimpallo continuo tra regioni, associazioni, le tariffe sono basse, bisogna aumentare le tariffe delle prestazioni, un rimpallo continuo tra le due parti e a fare le conseguenze di questo rimpallo sono i lavoratori che sono senza contratto. Il presidio era convocato anche per mettere in evidenza la grave decisione dell'associazione La Nostra Famiglia di uscire dal contratto nazionale della sanità privata per applicare il contratto utilizzato dall'ARIS, l'associazione degli istituti sociosanitari religiosi, e dalle RSA, che penalizza di molto il reddito e le condizioni dei lavoratori.